Neanche la pioggia ha fermato la marcia della pace di ieri pomeriggio a Favara, che ha visto insieme le comunità cattoliche e islamiche unite nella lotta al terrorismo. Un segnale forte, quello che è stato lanciato dal centro favarese, giunto in un periodo particolarmente critico e che ha dimostrato come il dialogo tra i popoli possa essere l'unica arma disponibile se si vuole raggiungere veramente la concordia e la pace. Penso che sia un messaggio di pace, di dialogo, ma la volontà e il desiderio di camminare insieme qui alle porte del Mediterraneo, di fare un cammino insieme ai fratelli musulmani, di confrontarci affinché loro possano veramente avere un punto di riferimento in noi. Il messaggio non è a favore di tutta Italia, l'Islam contro il terrorismo, l'Islam a pace, l'Islam dialogo, l'Islam amore, l'Islam a pace e amore di tutti mondiali. Grazie mille. Cosa ne pensa lei del terrorismo? Terrorismo, i ragazzi pazzi, pazzo, veramente pazzo, l'Islam contro il terrorismo, Il dialogo è possibile perché l'uomo cerca innanzitutto di vivere in pace con gli altri e tutti vogliamo vivere una vita serena. Purtroppo in questo momento c'è un'idea sbagliata magari, oppure delle frange estremiste ci stanno dando un'idea sbagliata dell'Islam. Perché io ho vissuto molto a lungo con gli arabi, circa 12 anni, e ho ancora tantissimi amici, molto affettuosi, accoglienti. Ma è chiaro che in ogni società ci sono delle schegge impazzite. Attualmente questa scheggia insomma un poco ha fatto molta strada. Il lungo pomeriggio della manifestazione promossa dal padre guardiano del convento dei frati minori di Favara, fra Giuseppe Maggiore, è sposata dalla comunità islamica agrigentina guidata dall'imam Idriss Olulib, è iniziato in piazza Cavour con l'incontro simbolico delle due comunità. Cattolici da una parte e musulmani dall'altra si sono incontrati nel centro della principale piazza cittadina e insieme hanno liberato le colombe, simbolo universale della pace. Subito dopo, il lungo corteo si è diretto alla volta della collina San Francesco. Presenti centinaia di migranti provenienti dai diversi centri della regione, le autorità e gli allievi degli istituti scolastici Falcone, Borsellino e Martin Luther King. Tu sei l'autore di questo disegno, che cosa vuoi rappresentare? Voglio rappresentare il vero simbolo della pace. Fra Giuseppe di concerto con me è venuto a fare degli incontri con i nostri ragazzi insieme a un ragazzo nigeriano fantastico, Daniel, che ha appassionato i ragazzi alla partecipazione. Infatti la partecipazione è stata piuttosto numerosa fortunatamente e la paura è cessata un pochino, perché inizialmente al liceo c'era stata un'ondata di paura che sta dilagando. In una sala gremita del teatro del Boccone del Povero poi le due comunità hanno pregato insieme con letture del Vangelo e del Corano curate rispettivamente dal cardinale Francesco Montenegro e dall'imam Idriss Olulib. Presenti all'iniziativa, oltre all'amministrazione, anche il prefetto di Agrigento Nicola Diomede, il questore Mario Finocchiaro, i comandanti di Guardia di Finanza e Carabinieri, rispettivamente Massimo Sobra e Mario Ventifogo, e il viceconsole del Marocco Amin El Khatani.